Vince il Campofranco la partita più importante della stagione, ma lo fa con sofferenza e non offrendo certo un'ottima prestazione, ma la posta in palio era talmente alta che a Buseto il bel gioco ha lasciato il posto alla concretezza e al conseguimento dell'unico risultato che desse continuità e quasi certezza al sogno chiamato eccellenza. Di fronte un Buseto che si giocava una grossa fetta di permanenza in promozione, anche se nulla ancora è deciso per la retrocessione diretta. Con 300 tifosi al seguito il Campofranco comincia in sordina la gara, che si sblocca sul finire del primo tempo con uno schema ormai collaudato. Fallo laterale di Di Leo in area, Scrutato spizzica la palla di testa e Satta, oggi il migliore in campo, esplode un bolide che si insacca alle spalle dell'incolpevole Gandolfo. Nella ripresa la gara si incattivisce più del dovuto, tenuta in pugno dall'ottima terna arbitrale guidata dal milanese Lombardo e dagli assistenti di Stefano e Fauzia, che distribuisce giusti cartellini gialli e 2 rossi, uno al portiere Gandolfo, reo di aver parato fuori dall'area, e l'altro al difensore Savona per un fallaccio su Nobile. In 11 contro 9 la capolista Campofranco ha diverse occasioni per chiudere definitivamente la gara, una con Zambito, generosa la sua prestazione, il cui tiro dal limite a porta sguarnita termina di poco a lato. Il Buseto si fa vedere dalle parti dell'area campofranchese solo con una punizione di Marino, che trova pronto l'attento Scozzaro. Ancora occasioni per il raddoppio capitano al Campofranco con Nobile, con Giovanni Monreale, il cui tiro da ottima posizione termina fuori, e con Restivo, che non riesce a concludere in rete nonostante il pasticcio della difesa di casa. Sia per eccessiva precipitazione che per altrettanta sufficienza il Campofranco non mette al sicuro il risultato con il rassicurante secondo gol. Al termine della gara, che ha visto concludere il Campofranco con 7 calciatori locali in campo, sentiti i risultati delle dirette concorrenti alla vittoria finale, esplode la gioia dei tifosi al seguito e in verità molto ma molto contenuta quello nello spogliatoio giallorosso. Al rientro dalla terra trapanese i tifosi hanno improvvisato caroselli festosi, continuando a gioire in piazza insieme ai calciatori, preannunciando in tal modo quello che potrebbe accadere quando la matematica dirà che il Campofranco ha trasformato il sogno in realtà. Basta un solo punto in 3 partite per avere la certezza di disputare il prossimo anno il campionato di eccellenza, ed è volontà di tutti che questo punto arrivi prima possibile. Anche se Martin per un punto perse la cappa, il Campofranco vuole dimostrare che la matematica da oggi è solamente una opinione. È vero, il pallone è rotondo, però oggi una battaglia l'abbiamo vista sgolare insieme al mister con l'orecchio agli altri campi. Sì, oggi è stata veramente dura, sapevamo che incontravamo una squadra che non lasciava niente, che correva come pazzi. Noi veramente abbiamo messo il cuore, l'anima, la grinta, la voglia, la determinazione, abbiamo giocato anche bene, abbiamo sbagliato diverse palle gol, ma poi perché magari c'era la paura perché stavamo vincendo. E poi oggi con i risultati che sono arrivati, se è vero che il Gemini ha perso ad Aragona e Rivera ha perso a Ciangiano, allora matematicamente ci manca un punto. E quindi adesso quella frase non detta a Favara penso che posso dirla, siamo felici di aver raggiunto con molta soddisfazione questo traguardo importante. Si sapeva fin dall'inizio che doveva essere una battaglia, loro si dovevano salvare, noi abbiamo fatto tutto il possibile per chiudere quel campionato, visto i risultati che ci sono stati oggi. Siamo molto contenti per questa vittoria, anche se è stata molto sofferta, abbiamo sbagliato tanto sotto porta quando loro sono rimasti in 9, però è andato tutto bene, dai.